Lunedì 23 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Che cosa cambierà con il divorzio veloce e poi ancora l'Emporio Madre Teresa in arrivo ad Acireale e perché l'estate sembra ritornare a intermittenza, un po' sì e un po' no. È tutto quello che vedremo nel corso della puntata. Intanto una notizia di poco fa: a Lampedusa la polizia ha arrestato 3 egiziani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I famosi scafisti sono accusati di avere guidato un barchino e permesso appunto lo sbarco di migranti a Lampedusa. Nelle prossime ore i 3 saranno trasferiti dall'hotspot di Contrada Embriacola dell'isola al carcere di Agrigento. I ministri siciliani Urso e Musumeci parlano di piano del mare e di rilancio di Termini Imerese in occasione della convention di Fratelli d'Italia a Catania per un anno di governo Meloni. Vediamo. Giorgia Meloni non c'è, ha preferito restare con sua figlia a Ginevra e si è collegata con un videomessaggio alla festa di Fratelli d'Italia, l'Italia vincente, un anno di risultati, nell'anniversario della nascita del governo organizzata in contemporanea in diverse città d'Italia, Catania tra queste. E proprio sotto l'Etna i 2 ministri siciliani hanno voluto raccontare i loro 12 mesi dell'esperienza di governo. Il ministro per le imprese e per il Made in Italy Adolfo Urso, ad esempio, ha ricordato la battaglia per salvare il polo petrolchimico di Priolo e le procedure per il rilancio del polo di Termini Imerese. La procedura è in corso, c'è la possibilità e noi stiamo lavorando affinché vada in porto con la ripresa di un sito produttivo logistico e portuale, quale può essere Termini Imerese, strategico per la produzione, la logistica e il commercio dei prodotti siciliani. È stato sempre lo stesso Urso a ricordare di aver rispettato l'impegno preso con gli elettori sul reddito di cittadinanza. Un anno in cui abbiamo, e giustamente, come sancito con i nostri elettori, cancellato il reddito di cittadinanza per coloro che sono in condizioni di lavorare e infatti hanno ripreso a lavorare. E poi il mare e la protezione civile, ministero ricoperto dall'ex presidente della regione Nello Musumeci. Pensate che il mare non è neanche concepito nella Carta Costituzionale. Oggi l'economia blu, quella legata alle filiere che traggono profitto dal mare, concorre per quasi il 50% sulla economia nazionale complessiva. Il Sud cresce utilizzando anche l'economia del mare. Ma è proprio sulla prevenzione, sulla protezione civile che il ministro sta lavorando a fondo. L'Italia ha una efficientissima protezione civile per le emergenze, non ha una politica seria per le prevenzioni. Non serve arrivare soltanto quando il danno è compiuto, occorre lavorare per prevenirlo o comunque per mitigarne gli effetti. Alla convention organizzata a Catania erano presenti anche numerosi parlamentari nazionali e regionali del partito che hanno fatto un punto della situazione. Un tavolo tecnico per risolvere il problema dei collegamenti fra la nostra regione e le isole minori e quanto sollecita Federalberghi Eolie, che teme disagi a cascata, specialmente nel comparto turistico. La soluzione prospettata dalla Regione Sicilia per risolvere il problema dei collegamenti marittimi con le isole minori è stata accolta in maniera tiepida da residenti ed operatori turistici e commerciali. L'ipotesi prospettata dal presidente Schifani e dall'assessore Aricò è quella di un accorpamento dei servizi per Eolie, Egadi, Pantellerie e Ustica a quelli gestiti dalla convenzione statale per un periodo di almeno 12 mesi. Prima ad intervenire Federalberghi Isole Eolie, che attende di verificare assetti, mezzi e tariffe e chiede un tavolo tecnico per tarare le soluzioni prospettate alle esigenze locali. Potrebbe effettivamente essere una soluzione, però aspettiamo di capire quali corse saranno effettivamente coperte, quali tariffe saranno applicate, per cui auspichiamo che l'assessore regionale Aricò convochi quanto prima un tavolo tecnico nell'ambito del quale entrare nel merito delle singole questioni che rimangono ancora irrisolte o da chiarire. Federalberghi vuole comprendere insomma come saranno coperti i maggiori costi così da far rientrare gli aumenti tariffari sui mezzi scattati dallo scorso giugno e capire anche quali saranno le agevolazioni per i pendolari che secondo l'associazione andrebbero estese anche ad altre categorie di utenza per evitare disparità di trattamento.
E adesso vediamo un po' i quotidiani siciliani con Emanuela. Sì, allora partiamo dalla Sicilia di oggi, dalla prima pagina. Tante le notizie, soprattutto anche di carattere nazionale e internazionale. Intanto cresce il rischio di un conflitto allargato. I leader occidentali studiano delle contromosse. Sale la tensione tra Iran e Israele. Questa è una notizia che troveremo su tutti i quotidiani di oggi. Poi altra notizia del giorno, Meloni amara, ma nessuno ci può fermare. Queste le parole del Premier dopo un anno di insediamento. Videomessaggio da casa, dopo il caso Gianbruno, dice faremo le riforme. Andiamo a leggere, non c'era il calore del comizio dal vivo, ma la grinta sì, e c'era rabbia dopo il caso appunto del compagno. Giorgia Meloni ha festeggiato un anno di governo, incitando i suoi alleati ad andare avanti con le riforme previste, precisando che nessun attacco può scalfirne il lavoro. E anche a Catania si festeggiava un anno di governo, erano presenti, come abbiamo visto nel servizio, i ministri Musumeci e Urso, i due siciliani. La Sicilia al governo, agenda importante con tutte le scadenze. Poi a centro pagina vediamo anche il calcio, ripartenza, questa fotonotizia, il Catania che torna al successo casalingo, battuto 1-0 il Taranto, rivale storico, decisivo il centravanti di Carmine. Ancora vediamo altre notizie, gli sbarchi non continuano, motovedette italiane fanno da scudo a Carretta del Mare, sono salvi 245 migranti. Nell'Agrigentino, cronaca, con il suo trattore contro un'auto, un bracciante agricolo resta sull'asfalto. Agricoltura invece, olivicoltori in crisi, produzione bassa e prezzi alle stelle, i consumatori confusi. Vediamo ancora qualche richiamo in prima pagina. In alto a Catania, a 2 passi dalla Movida, fuochi ad alto rischio. A San Giovanni la Punta un incendio danneggia capannone industriale. A Calatabiano il paese va alle urne, ieri e oggi in alcune città si votava, voto anche a Calatabiano in provincia di Catania, appunto voto dalle 7 alle 15. A Taormina, scuola di Mazzeo attesa per il progetto. Questa era tutta la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere invece la pagina di Catania. Eccola qui la notizia in primo piano, un oratorio contro la dispersione. Nel quartiere di Cibali oggi l'arcivescovo Renna inaugura la nuova struttura della parrocchia Natività del Signore. Iniziative rivolte a tutti i cifaloti, ma per i giovani in età scolare sono garantite più attenzioni. Quindi vediamo questo pomeriggio l'arcivescovo Renna inaugura a Cibali questo nuovo oratorio. Si tratta di una struttura che intende riunire tutti i cifaloti, sarebbero gli abitanti del quartiere, ma in cui verrà prestata molta attenzione proprio ai giovani che intendono studiare e che, se trascurati, possono di contro finire nelle maglie della criminalità organizzata. L'obiettivo è quello di porre un freno anche alla dispersione scolastica, temi di cui abbiamo parlato tantissimo. Poi, sempre a Catania, 8 batterie pirotecniche sequestrate a 2 passi dal Castello Ursino. I pericolosi tubi da lancio con circa 150 colpi trovati dalla polizia in strada limitrofa a piazza Federico di Svevia. Gli agenti sono stati attirati da alcune persone che alla loro vista si sono dileguate. Sempre a Catania, vediamo in alto, il quartiere di San Berillo che è stato ripulito, tra virgolette, qualche giorno fa. Ai blitz bisogna dare però subito seguito. Si faccia rete al più presto, questo è l'appello. Ancora a Catania, calcio e pugna ad un rider che voleva impedirgli di rubare la bicicletta elettrica, bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora vediamo per quanto riguarda la città. Scendono in piazza dei manifestanti, fermiamo la strage a Gaza, il conflitto può ingrandirsi. Un corteo imponente
ha sfilato ieri pomeriggio in centro per chiedere il cessate il fuoco su Gaza e fermare la strage di civili. Temiamo che il mondo arabo possa reagire e rendere il conflitto ancora più grave. Questa è una delle tante manifestazioni che sono in corso in tutte le città italiane. E ancora a Catania l'azienda Cannizzaro stabilizza 25 precari che hanno lavorato durante l'emergenza Covid, e poi Movida sotto torchio, arrestata una donna, sanzionati invece 4 pub. Ma andiamo a vedere a Cibali, che da oggi insomma regalerà una casa per tutti, piazza Santa Maria Ausiliatrice. L'arcivescovo Luigi Renna inaugura questo nuovo oratorio che avrà come principale missione proprio quella di contrastare la dispersione scolastica. Parla anche il parroco. Dice: lottiamo per evitare che i nostri giovani vengano attirati da logiche diseducative. E poi c'è, per quanto riguarda il distretto socio-sanitario, un nuovo servizio per le donne vittime di abusi. Vediamo ancora. Cambiamo pagina, vediamo per quanto riguarda la cronaca cosa è successo durante il fine settimana. Movida ai raggi X. Arresto e sanzioni, controlli interforze, in manetta una donna ubriaca per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e poi multati 4 pub per occupazione abusiva di suolo pubblico e 2 posteggiatori abusivi. In tutto sono state contestate 66 violazioni al codice della strada, questo per quanto riguarda i controlli in città durante il fine settimana. E poi ancora controlli della polizia, guida senza casco in piazza Montessori, verbale al Centauro e relativo fermo del mezzo. Picchia un rider che voleva impedirgli di rubare la sua bicicletta elettrica, bloccato e arrestato. È avvenuto in piazza Stesicoro, il ragazzo ha notato il ladro in azione e ha reagito, e provvidenziale poi è stato l'intervento dell'arma per fermare il ladro. Cambiamo adesso quotidiano, andiamo al Giornale di Sicilia. In primo piano c'è il bonus energia. Arrivano i soldi, saranno 3.800 le aziende siciliane che si spartiranno i 71 milioni stanziati dalla Regione. Le modifiche in corsa al bando per assorbire il caro bollette hanno scongiurato il flop. In rampa di lancio anche l'avviso per le imprese giovanili e femminili, un contributo fino a 200.000 euro per l'avvio delle attività. Altre notizie, in alto, festa del cinema, quindi siamo a Roma, Ospetec che presenta il nuovo film, spiega gli amori del nuovo Olimpo, poi vedremo più tardi anche di cosa si tratta. Lampedusa, pescherecci in difficoltà, salvati 245 migranti. E per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, tensione alle stelle e minacce tra Israele e Iran, il Papa telefona a Biden per chiedere la pace. Calcio a centropagina, come ogni lunedì chiaramente, gran folla al Barbera, Corini dà la carica e si punta al poker. Palermo che scenderà in campo questa sera contro lo Spezia. In Serie A il Milan in 10 crolla con la Juventus, in Serie D Trapani vittoria e primato in classifica. Per quanto riguarda la politica siciliana, vediamo questo focus, la nascita del milazzismo, l'eresia di 65 anni fa. All'ombra dello scontro tra le correnti della DC, all'Ars si è creata questa alleanza anomala tra destra e sinistra, appunto questa è la spiegazione del termine milazzismo. Poi Fratelli d'Italia invece celebra il governo, Meloni da casa manda un video, la convention a Roma ma anche in altre città italiane, poi abbiamo visto anche a Catania. Si è festeggiato questo anniversario. Vacanza tragica, si tuffa e annega a Cattolica Eraclea, la vittima è il palermitano Lucio Daura, psicologo di 58 anni, e inutili i tentativi di soccorso. Allo Zen ancora casi di cronaca, polveriera Zen, scrive il Giornale di Sicilia, raffica di spari. Proiettili conficcati su un muro ma anche dentro l'appartamento di Gaetano Giampino, che è un detenuto ai domiciliari, quindi un'intimidazione nel quartiere palermitano. E poi questo scontro terribile nell'Agrigentino tra auto e trattore, c'è un morto, era proprio l'agricoltore a bordo del trattore, questo succede a Campobello di Licata ieri mattina dopo l'alba. Ancora vediamo
la Gazzetta del Sud, quindi passiamo ad un altro quotidiano regionale di oggi. Contributi a 3.800 aziende siciliane, sostegni per compensare gli aumenti in bolletta. Il bando era del 2022, sbloccata finalmente la vicenda del famoso bonus energia. La Regione impegna il budget da 71 milioni di euro. Restiamo adesso a Messina, insomma vediamo alcune notizie di Messina a centropagina, queste due fotonotizie. Intanto sarà realizzato il Maxi in riva allo Stretto, questo è il progetto, oggi a Palazzo Zanca ci sarà la firma. E poi crociere, Messina vola, adesso si trova al 7° posto per quanto riguarda i porti d'Italia, ha guadagnato 3 posizioni, questo sotto il profilo del turismo. Invece, sempre per quanto riguarda la città dello Stretto, si è conclusa la festa dell'unità, il PD ha rilanciato su legalità e diritti. Vediamo per quanto riguarda i collegamenti con le isole minori, c'è anche un richiamo in prima pagina della Gazzetta del Sud, collegamenti, i 5 sindaci si rivolgeranno al garante per la concorrenza perché l'accordo stipulato non convince, come abbiamo sentito anche dai nostri servizi. Medio Oriente, vediamo in prima pagina, si alza il livello di minacce tra l'Iran e Israele, Stati Uniti. E Meloni, niente festa, Fratelli d'Italia, sto con mia figlia. La Premier salta l'evento per un anno a Palazzo Chigi. Anche io, ha detto la Meloni, sono un essere umano e tramite un video chiede solidarietà ai militanti. Le opposizioni invece parlano di vittimismo. Ancora altre notizie, questa è una notizia che troveremo nella stampa nazionale perché è accaduto in Puglia. Mattarella, lo stop alle multe per i medici eroi del Covid. Questi medici sono stati multati per i troppi straordinari che hanno fatto nel periodo Covid ed è dovuto intervenire il presidente Mattarella proprio per far decadere questa. Una delle follie che ogni tanto capitano nel nostro paese. Per fortuna il presidente ha risolto la situazione. Poi vedremo nel dettaglio, una storia surreale. Il Sinodo, la Chiesa si interroga sul metodo, parecchie divergenze, e poi il big match alla Juve, il Milan si inchina, questo per quanto riguarda la Serie A. Andiamo a vedere ancora velocemente all'interno della Gazzetta del Sud, la messinese alle prese con incendi fino a pochi giorni fa, il day after nei comuni devastati. Continua la conta dei gravissimi danni, l'amarezza e l'orgoglio dei sindaci di Condro e di Gioiosa Marea, che sono stati 2 tra i comuni più colpiti. I roghi criminali appunto hanno colpito molti centri della costa tirrenica del messinese. E poi quest'altra notizia di cronaca che abbiamo visto anche in prima pagina: annega nel mare di Eraclea Minoa, Lucio Daura era uno stimato psicologo palermitano, le acque erano agitate ma la giornata splendida ha indotto molti a fare il bagno. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, tra poco i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, vediamo con Emanuela adesso i quotidiani nazionali. Sì, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Ovviamente in primo piano ancora la guerra in Medio Oriente. Israele avverte l'Iran. Teheran, rischi di una crisi incontrollabile. La replica: se attaccati vi colpiremo. Nella striscia ci sono 19 italiani. Intanto l'America rafforza la sua presenza militare. Altri camion di aiuti arrivano a Gaza. Ancora ostaggi, il ruolo del Qatar, questo per quanto riguarda le trattative in retroscena. Il ruolo di mediazione del Qatar. Esatto, nella trattativa per la liberazione degli ostaggi emerge proprio il ruolo del Qatar. I sequestratori cercano di guadagnare tempo ma ci sono divisioni al loro interno. Poi c'è un'intervista a Benny Morris, il giornalista, che dice: per ridare forza alle soluzioni dei 2 stati servirà la sconfitta dei fanatici. Credo anche che questa crisi sia alla fine politica per Netanyahu e il suo governo, questo è il commento. Ancora,
Vediamo altre notizie, ecco, questa vicenda che ha dell'incredibile, stop alle multe sugli straordinari, i medici grazie a Mattarella, medici che erano al lavoro contro il Covid che sono stati multati per questo, per i troppi straordinari. L'ispettorato del lavoro ha sospeso le multe proprio che gli sono state comminate per aver lavorato troppo durante il Covid, decisivo l'interessamento del presidente Mattarella a cui si era rivolto il primario del pronto soccorso di Bari, che vediamo in questa foto, si chiama Vito Procacci, tradito, aveva detto, da un paese che prima ci chiamava eroi. Poi vediamo a centropagina il trionfo della Juventus a San Siro, il Milan resta in 10 e la Juve ne approfitta, l'Inter adesso è solo in testa con un punto sui rossoneri. Meloni non va alla festa di Fratelli d'Italia e dice: sono umana, la premier invidio, su di me cattiverie. E poi le bollette, questa è una novità che riguarda tutti, anche le aziende. Tutele prorogate, rinviato il passaggio al libero mercato, ci potrebbe essere una proroga di ancora un anno per evitare questo salasso per tutti gli italiani. Andiamo a vedere all'interno, in primo piano, appunto il Medio Oriente in fiamme. Tensione Israele-Iran e Biden sposta altre armi, scambi di colpi al confine libanese, gli ayatollah, basta raid su Gaza o è il caos? Questo è l'avvertimento da parte dell'Iran, la risposta pronti a colpire. Però i missili da Gaza verso Israele possono continuare a partire secondo l'Iran. Qualche numero che oggi riporta il Corriere: 30 miliziani di Hezbollah rimasti uccisi negli scontri delle ultime 2 settimane al confine del sud del Libano, dove il bilancio israeliano invece è di 6 morti. 175 i camion di aiuti erano in attesa venerdì in territorio egiziano al valico di Rafah, 20 sono stati fatti passare sabato, 14 invece ieri, e poi 4.700 morti a Gaza. È il conto totale delle persone rimaste uccise tra miliziani di Hamas e civili nei raid condotti dallo Stato ebraico. Purtroppo un bollettino che sarà destinato a crescere. E poi Washington che manda nell'area il sistema di contraerea THAAD, nuove incursioni dentro la striscia, ucciso un soldato israeliano. Il punto militare, le bombe sui grattacieli, possibili nidi di cecchini, e qui vediamo appunto nel mirino un palazzo a Gaza durante un raid. Ancora sicurezza, minacce in Iraq, evacuati funzionari degli Stati Uniti. Diciamo che c'è tutta un'area in subbuglio in questo momento. Altra notizia di oggi, ovviamente si parla di Meloni, anche di quanto accaduto dal punto di vista personale. Meloni rinuncia alla festa di Fratelli d'Italia, sono umana e resta con la figlia. Il videomessaggio alla kermesse per un anno di governo, noi a testa alta contro le cattiverie. Vediamo ancora la paura di nuovi filmati, i filmati riguardanti il suo ex compagno e i sospetti su una regia. La premier è furibonda e torna a sentirsi accerchiata. E c'è anche nel partito chi lancia dei messaggi a Forza Italia. Marcheremo le differenze. C'è qualcuno che ha paura comunque che quanto accaduto possa indebolire, diciamo, la tenuta del governo, soprattutto con Forza Italia, quindi Mediaset che ha pubblicato questi video che riguardano proprio lui, Andrea Gianbruno. Sta sotto un treno, il mondo in pezzi dell'ex compagno della Il Premier. sospetto che Forza Italia possa entrarci in qualche modo nella diffusione dei fuori onda di Striscia è assolutamente inconsistente, perché loro non sanno come funzionano i meccanismi, cioè Striscia fa quello che vuole. Sì, ma tra l'altro anche Antonio Ricci in prima persona ha spiegato, cioè ho agito in maniera assolutamente autonoma come ho sempre fatto, quindi non c'è nessuna regia, però pare che ci siano delle frizioni all'interno. Qualcuno... Sì, ci sono i sospetti, ma sì, in realtà sono inconsistenti. E poi l'hotel a Milano, il centro commerciale, il telefono bollente, i giorni dopo la rottura, diciamo che c'è anche un'attenzione mediatica forte su Gianbruno in questi giorni. Infatti è stato anche
tra virgolette, paparazzato, ecco, durante le sue giornate. Vediamo questo caso degli straordinari. Interviene il Colle. Sospese le multe ai medici del Covid, le sanzioni per le troppe ore lavorate nella pandemia e la chiamata di Mattarella alla ministra. C'è questa intervista a uno dei medici: i pazienti morivano, noi lavoravamo senza sosta. Tra l'altro loro spiegavano che solo per la vestizione e la svestizione, ti ricorderai, in quel momento terribile, ci impiegavano circa 3 ore, quindi anche tutto questo faceva accumulare tante ore di straordinario. Comunque, per fortuna, questa vicenda, che fa anche un po' vergognare il nostro paese, è stata risolta. La Repubblica di oggi, anche qui la minaccia dell'Iran, venti di guerra. Teheran avverte Israele e gli Stati Uniti, la situazione può diventare incontrollabile. Il Pentagono rafforza la presenza militare, continuano i negoziati qatarini sugli ostaggi, Gaza è allo stremo, nuovi aiuti, Casabianca colloquio con gli alleati europei. Questo è il sommario che fa Repubblica oggi. E poi il Papa che chiama Biden, evitare l'escalation, cerchiamo una via di pace. A centropagina Meloni. La sua frase: sono un essere umano anche io. E Donzelli su Mediaset, il sottosegretario interviene, dice nessun riguardo, quindi l'accusa per la mancata delicatezza. Ecco. La Premier diserta la kermesse di Fratelli d'Italia e resta a casa con la figlia. Ancora Mattarella, sanità, quindi stop alle sanzioni per troppo lavoro agli eroi del Covid, ma non è solo questa la notizia che riguarda la sanità su Repubblica di oggi, c'è anche l'allarme dei chirurghi, nessuno vuole più operare, troppa pressione sui medici che non si sentono neanche più tutelati, cervelli in fuga, l'Italia non mi aiuta, ora resto alla NASA. Vediamo in basso il caso Garisenda malata, Bologna teme che la sua torre crolli. Un'inchiesta sui giovani che spesso troviamo su Repubblica, anoressia e bulimia, l'epidemia nascosta che uccide appunto i giovani che hanno disturbi, che soffrono di disturbi alimentari. E poi lo sport, San Siro, colpo Juve, Milan piegato 1-0, Mourinho show. Andiamo a vedere invece, per quanto riguarda la guerra, la situazione degli ostaggi. La trattativa frena l'attacco di terra, li riporteremo a casa, questi i prigionieri appunto di Hamas. Il presidente israeliano Herzog risponde ai familiari che manifestano, tornano in piazza i fiocchi gialli nati per Shalit, non li abbandonate. E qui vediamo l'incontro appunto dei familiari ricevuti ieri sera dal presidente. Shalit era un soldato che ai tempi delle guerre passate era stato preso prigioniero e per la sua liberazione furono scambiati 1000 palestinesi. 1 contro 1000. E poi madri israeliane e palestinesi unite, non uccideteci i figli. Ebree, arabe e cristiane avevano marciato prima del 7 ottobre a Parigi, la sfilata delle donne senza bandiera. Ancora vediamo la stampa di oggi. La minaccia di Teheran, come possiamo vedere l'Iran è in primo piano ormai in questa guerra, pioggia di razzi sulla striscia e in Cisgiordania distrutta una moschea. Il pontefice chiama Biden pace a tutti i costi. Per quanto riguarda l'Iran, situazione fuori controllo e se continuano i raid attaccheremo Israele. Tel Aviv risponde invece vi colpiremo. E poi nei kibbutz l'orrore, ora invadiamo Gaza. A centropagina la Juve, colpo grosso a San Siro, e i bianconeri terzi in classifica battono il Milan con un gol di Locatelli. Fratelli d'Italia, Meloni salta la festa, umana anche io e sulla tutela dei figli finisce la propaganda. E poi Giorgia, l'Inner Circle e i nodi dell'economia, l'Inner Circle sarebbe la cerchia ristretta dei suoi, e poi PD e Movimento 5 Stelle e la chimera del campo largo, quindi un anno di governo da un lato, un anno di opposizione. Salute, ammalati di lista d'attesa, 22 milioni di italiani aspettano le cure.
il Papa, i migranti reclusi. Dice una frase diciamo anche abbastanza forte: in Italia ci sono troppi ghetti. Queste le parole del pontefice. L'integrazione non è facile, dipende da come viene fatta, dal modo in cui si fomenta la convivenza. Il problema in Europa è che in alcune città si formano ghetti di immigrati. Questo non è positivo. C'è stato anche un caso di giovani che hanno perpetrato un attentato con decine di morti e feriti. Questo è un virgolettato appunto del pontefice. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di oggi. In primo piano invece mette Meloni sotto botta, Fratelli d'Italia avvisa, basta riguardi per Mediaset, il dopo Gianbruno, la Premier da buca ai suoi e minaccia non lotto nel fango. Andiamo a vedere altre aperture, il Giornale. Allora, intanto c'è questa fotonotizia in alto, Report, la trasmissione appunto Rai, perseguita Berlusconi anche da morto e a urne aperte, perché si vota a Monza, appunto il seggio rimasto vacante dopo la morte di Berlusconi. Abbiamo tempo per un altro paio di prime pagine. Perfetto. Velocemente. E poi qua tasse e multe, cambia tutto, oggi in CDM le modifiche al sistema tributario, sanzioni più leggere, scadenze e cartelle certe, questa la rivoluzione del fisco. Lasciamo il Giornale, andiamo al Libero. Fazio e Zaki e Telegazza. Il bravo presentatore passa da Gianbruno a Striscia la Notizia alla Striscia di Gaza. L'attivista: Israele deve fermarsi ma non chiede scusa per le sue uscite sulle stragi. Ci fermiamo qui, fra poco la nostra prima ospite, parleremo del divorzio più veloce. State con noi, buongiorno Sicilia. Ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì sole prevalente sul nostro territorio, ma con un po' di variabilità che insisterà sul nord-ovest, con qualche possibile fenomeno tra pomeriggio e sera, preludio di un peggioramento nei prossimi giorni per le regioni centro-settentrionali. Nel dettaglio ora la Sicilia, sole assoluto protagonista, qualche velatura in transito, senza conseguenze in termini di precipitazioni. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature massime senza variazioni in ulteriore lieve rialzo, con punte anche di 28-29 gradi. Nel corso della giornata di martedì aumento della variabilità, sole comunque prevalente ma con qualche nuvola in più senza conseguenze. La ventilazione debole con mari calmi o poco mossi e temperature massime in lieve calo di qualche grado con valori intorno ai 27-28 gradi. Ulteriori dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatela a casa, buonissimo. Eccoci, infatti tutti i giorni prima del TG c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30 su questa rete, naturalmente su Antenna Sicilia. Spero di aver detto correttamente gli orari, non so se Tonino mi conferma. Bene, dalla regia mi confermano i colleghi. Allora do il benvenuto all'avvocato Jessica Gualtieri. Buongiorno. Vogliamo parlare di quando moglie e marito si lasciano. Ci sono novità da poco, insomma, nel senso che cosa cambia? C'è un unico atto per la separazione e il divorzio adesso? Sì, con la riforma Cartabia è stata inserita la possibilità di presentare in un unico ricorso appunto per sia la separazione che lo scioglimento del matrimonio, quindi diciamo separazione e divorzio. E in realtà questa novità è una novità che ha dato non pochi problemi dal punto di vista della gestione, sia perché la riforma Cartabia diciamo, ha iniziato a essere applicata prima del previsto, cioè si parlava appunto del mese di giugno, in realtà è entrata in vigore il 1° marzo, sia perché in realtà la normativa non prevede in maniera esplicita l'applicabilità di questo istituto, cioè del ricorso unico per separazione e divorzi, sia per la separazione consensuale che per quelle invece di natura giudiziaria. Ma avvocato, mi scusi, in termini di i tempi, che sono sempre quelli che poi contano per tutti, perché possono anche logorare vicende che sono già di per sé compromesse, cosa cambia? Cioè, con questa possibilità di fare in un'unica soluzione, mi permetta questo termine un po' leggero, separazione e divorzio, si va a tempi più brevi quindi?
Allora sì, la riforma tende esattamente a questo, cioè ad abbreviare i tempi ed evitare che si facciano due ricorsi distinti, uno per la separazione e uno per il divorzio. Dicevo appunto adesso, recentemente, proprio qualche giorno fa, c'è stata una sentenza della Cassazione che ha un attimino sistemato anche dal punto di vista dell'applicazione la possibilità di ricorrere con un unico ricorso sia per i procedimenti diciamo congiunti di separazione consensuale che per quella giudiziale. Perché precedentemente, appunto, come dicevo, la normativa è chiara solo sul punto di quella, diciamo, E che cosa ha giudiziale. stabilito con quella sentenza? Ha stabilito che si può applicare anche nel caso di separazione consensuale. Quindi senza aspettare, quanti sono 3 anni? È la domanda che viene presentata congiuntamente, poi diciamo, l'applicazione avverrà successivamente ai 6 mesi in caso di separazione consensuale, dopo appunto il passaggio in giudicato della sentenza, e dopo i 12 mesi invece nel caso di separazione giudiziale. Beh, questo naturalmente come dire, in qualche modo rende più agevole la situazione, perché i tempi lunghi spesso determinano anche come dire, il sorgere e l'insorgere e soprattutto il riproporsi di contrasti. Se invece la cosa finisce presto, i contrasti si risolvono anche prima, no? Si spera che appunto nell'applicazione ci sia una velocità maggiore rispetto al passato. Però ci sono delle perplessità, soprattutto ho letto a tutela del coniuge economicamente più debole. Che vuol dire? Le perplessità sono perché praticamente nel momento in cui si presenta questo ricorso congiunto, diciamo, tutto quello che riguarda gli accordi fra i coniugi rimangono fissi anche poi per il divorzio, quindi diciamo, da una parte dell'avvocatura si teme che ci possa essere per quanto riguarda il coniuge economicamente più debole una preclusione, diciamo, comunque delle difficoltà. In realtà questo, diciamo, io aderisco all'altra parte, quella che appunto anche sulla base della sentenza della Cassazione recentissima delle Sezioni Unite, che appunto prevede che la tutela del coniuge sia diciamo, sopra ogni altra cosa, quindi risponde a un principio di ordine pubblico. Quindi diciamo, e in ogni caso tutto è sottoposto sempre al vaglio del giudice. Io non credo che ci possano essere questi problemi, ecco, però lo vedremo vivendo, ecco, certo, come diceva una canzone da seguire. Ma altre perplessità riguardano altre cose, non i soldi, diciamo brutalmente. Nel senso, se io faccio il divorzio, diciamo, veloce, sono obbligato a farlo, cioè nel momento in cui io vado a fare la separazione e poi c'è uno dei due che dice sì, ma mentre ci siamo facciamo anche il divorzio, l'altro è tenuto, è obbligato a dire di sì, oppure può dire no, prima la separazione e poi come una volta. In ogni caso la separazione avviene prima, successivamente, diciamo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dopo 6 mesi, ripeto, in caso di consensuale, e dopo 12 in caso invece di giudiziale, non ci sarà più la presentazione del ricorso, in realtà si riattiverà quello già presentato. Si può anche, diciamo, per agevolare e velocizzare, rinunciare alla comparizione, perché in realtà poi i coniugi devono comunque confermare davanti al giudice la volontà di divorziare, quindi c'è un secondo passaggio, manca tutta quell'iter, diciamo, burocratico di presentazione del ricorso, iscrizione al ruolo, assegnazione al giudice, eccetera. E questo significa anche tempi, come dicevamo prima. La ratio della riforma tende a questo, cioè a velocizzare un processo che, diciamo, anche con altre tipologie di legislazione recente, diciamo, tende appunto ad essere, diciamo, più veloce. Però scusi, non vorrei insistere, ma chi per esempio, diciamo così, per ragioni ideologiche, anche religiose o altre, è contrario al divorzio, non è comunque obbligato, è comunque tutelato, cioè può sempre dire no, io sto per la separazione e va bene, perché può andare male che una coppia alla fine poi si separi, ma non sono obbligato a divorziare. Ma quando si firma questo ricorso, perché viene firmato dalle parti ovviamente, chi accede a questo istituto lo sa che cosa sta facendo. Quindi, cioè, è prima cosciente, di firmare, diciamo. ognuno di noi è consapevole di ciò che sta Esattamente, dico, facendo. se non vuole poi eventualmente il divorzio, il divorzio può anche, diciamo, astenersi dal firmare. Può anche fare semplicemente un procedimento di separazione e basta. E basta, perfetto. A questo punto cerchiamo di capire come va la situazione. Sono in aumento, in diminuzione, stabili le separazioni e i divorzi nelle nostre regioni, Avvocato? Diciamo che le separazioni e i divorzi sono sempre, diciamo, in leggera tendenza di aumento.
aumentano sempre, soprattutto dopo le festività, io dico dopo le festività natalizie ed estive, diciamo che c'è un leggero incremento dovuto probabilmente al fatto che magari si sta più vicini e ci sono un attimino maggiori Cioè il critiche. contrario invece. Esattamente. Dopo il Covid c'è stato un boom, credo, di aumenti di richieste Dopo di il Covid sì, anche purtroppo anche di casi di violenza domestica. L'abbiamo visto sì, diciamo, in maniera importante. E questo riguarda anche le cause civili in aumento? Ma le cause civili è un termine diciamo troppo generico. Però probabilmente sì. Si tende, allora, tutte le riforme che sono state portate avanti nel corso di questi anni tendono appunto a dimezzare il numero delle cause pendenti, anche tutte le ADR, tutte quelle che sono le normative relative appunto a modalità di estinzione dei conflitti extragiudiziali, poi vedi mediazione, vedi anche negoziazione assistita, cioè si tende a cercare di portare davanti al giudice solo quello che veramente merita di stare davanti ad un magistrato. Per tutto quello che è gestibile dalle parti si cerca di privilegiare quelle che sono le modalità. Per concludere il suo parere personale, la domanda congiunta e cumulativa di separazione e divorzio è il segno, come dire, di un progresso nella legislazione oppure al contrario è un rischio? No, secondo me è il segno di un progresso, anche perché si dà la possibilità alle parti di gestire in autonomia quelli che sono gli accordi, diciamo, post matrimoniali, cioè che riguardano appunto la separazione e la fine di un rapporto coniugale. Bene, grazie all'avvocato Jessica Gualtieri. Queste le informazioni che già sono relative ai fatti che succedono, perché dal 18 mi pare che è possibile questa... No, diciamo che è possibile, come dicevamo, Cassazione. la Cassazione sì, si è pronunciata appunto molto recentemente, qualche settimana fa. La normativa, appunto, la riforma Cartabia è applicata già dal 1° di marzo. Grazie ancora avvocato. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro, andremo ad Acireale dove si sta preparando un emporio molto bello, speciale, l'emporio Madre Teresa. State con noi, buongiorno Sicilia. Diamo il benvenuto a Don Orazio Caputo, vice direttore della Caritas diocesana. Dobbiamo parlare di un progetto molto bello che in vista ad Acireale, l'emporio della solidarietà Madre Teresa, e quando sentiamo il nome di Madre Teresa immaginiamo subito, come dire, l'attenzione per i più deboli, per i più fragili, per chi economicamente non ce la fa. Ma prima di tutto, Don Orazio, le vorrei fare una domanda che riguarda la nostra regione. Lei ha una competenza molto vasta naturalmente per i suoi contatti e il suo encomiabile impegno. Abbiamo letto nei giorni scorsi che il 63% delle famiglie in tutta Italia non ce la fa arrivare a fine mese. Come stiamo messi dalle nostre parti? Allora, dalle nostre parti io posso parlare della diocesi anche di Acireale, no? Il problema è all'interno delle case, no? Che le persone non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi anche da questo, lei me lo conferma, insomma? Sì, non riescono ad arrivare a fine mese, ci sono problemi per gli affitti, problemi per pagare la luce, le spese sono veramente tante, e credo che sono aumentate le spese, ma anche sono aumentate le spese nella società. Se noi pensiamo che fino a 30 anni fa chi aveva il frigorifero, aveva la lavatrice, erano persone ricche, adesso sono diventate cose primarie e non è più chi ha la lavatrice e chi ha il frigorifero sono persone ricche, anzi sono le persone in difficoltà e il mondo è un po' cambiato. Quest'estate si inaugura un negozio speciale appunto dalle sue parti ad Acireale, l'Emporio della Solidarietà Madre Teresa, per iniziativa dell'associazione Mai Più Soli Onlus. Mai Più Soli è già bellissimo come progetto. Sì, perché secondo me il vero inferno, la vera povertà è la solitudine, non è la ricchezza o la povertà di portafoglio, ma è la solitudine. Oggi si muore di solitudine e non si muore di fame. In Italia nessuno muore di fame, anzi purtroppo c'è tanto spreco, no? C'è tanto spreco, che con lo spreco si potrebbe fare, e si fa anche con questa associazione, si fa tantissimo. E l'Emporio che cosa sarà? Allora, l'Emporio è un negozio al centro di Acireale, no?
dove le persone portano dei vestiti usati all'interno di questo emporio. Poi si fa una selezione molto molto selettiva. Perché? Perché è la mentalità di un negozio, perché chi entra deve entrare in un negozio, perché molti non possono entrare nei negozi per vestire la famiglia. Lì invece entra nella stessa dignità, perché quello che in qualche modo noi non dobbiamo mai far mancare a una persona è la propria dignità. Questo è scontato. Quindi abiti non più utilizzati ma in perfette condizioni. In ottime condizioni, perché tutto il resto io lo porto al macero. Lo porto al macero, però un macero di un'altra associazione che aiuta i ragazzi abbandonati con handicap. E allora è tutto un giro di solidarietà. Non è soltanto un piccolo, tra virgolette... In modo che nulla vada perduto. Niente va perduto, niente va perduto. E l'Emporio sarà inaugurato quest'estate, giusto? Sì, è stato inaugurato quest'estate. Già è stato attivo. inaugurato, sì, già in attivo da un paio di mesi. La gente che viene è la nostra gente siciliana, qualche persona diciamo anche straniera, ma non è quello, l'importante è aiutare queste persone. Quindi c'è un afflusso notevole? Sì, c'è un afflusso che, ringraziando Dio, è un afflusso che aiuta queste persone, appunto dandogli una dignità. È un progetto che è nato da 4 persone, è vero? Lei più 3, sì, 3 chi erano? Suoi amici? Allora no, adesso gli spiego un po' tutto il progetto, sì. La Mai Più Soli, no? La Mai Più Soli come è nata? Io sono il vice direttore della Caritas e gestisco un dormitorio della diocesi. All'interno di questo dormitorio io, noi come Caritas abbiamo lavorato tanto con le persone di strada. Infatti ad Acireale non c'è nessuno che dorme per strada. Perché? Perché l'abbiamo fatti vivere con noi al dormitorio. Però uscite dal dormitorio ritornavano un'altra volta per strada. E allora io gli ho chiesto a queste persone, ormai ci avevo preso confidenza, che facciamo? Facciamo un cammino serio insieme, cioè dalla strada alla solidarietà. Voi che aiutate chi ha bisogno. Prima avete avuto bisogno voi, adesso gli altri hanno bisogno di voi. E abbiamo creato questa associazione. Questa è l'associazione Mai Più Soli. Mai Più Soli. Da lì poi ho chiesto al vescovo 4.000 metri di terreno all'Eremo Sant'Anna, dove l'abbiamo tutto ripulito, con i frutti che ricaviamo, limoni, arance, eccetera, eccetera, e li portiamo in una ditta e ci fa le marmellate. Che bello! Sì, e loro, in qualche modo, è diventato un impegno che offrono queste marmellate, è tutta offerta, non è che c'è prezzo, è tutta offerta. Tutta offerta. Offrono queste marmellate che sono di altissima qualità e in qualche modo aiutano anche altre famiglie in difficoltà, perché poi si fanno i voucher lavoro, eccetera, eccetera. Allora io insieme a questi 4-5 persone, che sono le persone che in qualche modo stavano per la strada, adesso aiutiamo tantissime famiglie in difficoltà. Questo è importante, è bello, è positivo, è una soddisfazione. Sì. E certamente, come dire, questo è dovuto al volontariato, alla sensibilità di persone come lei e di altri. Forse ci vorrebbe anche un sostegno da parte, diciamo, istituzionale. È vero, però io devo dire questo, il primo sostegno, quello il sostegno che non deve mancare e non manca, è la provvidenza. Guardi, vi posso garantire che io mi appoggio molto, perché Madre Teresa? Perché Madre Teresa era una donna che si appoggiava solo e esclusivamente alla provvidenza. Poi la provvidenza si incarna in nome e cognome. Allora chi vuole essere provvidenza, chiunque sia, no? Può avvicinare, può venire. Sono parole bellissime quelle che sentiamo, davvero. Complimenti a Don Orazio Caputo, vice direttore della Caritas diocesana. Faremo un salto anche noi allora al vostro emporio. Benvenuti. C'ha un nome questo emporio? Oppure Madre Teresa. Ah, Madre L'emporio si chiama Madre Teresa e l'associazione è la Mai Più Soli. Mai Più Soli Onlus. Sì.
Grazie. Grazie a voi, complimenti. grazie per l'invito. Grazie per quello che fate voi. Grazie. Facciamo una breve pausa e tra poco ci occuperemo di clima, perché non si capisce più se c'è l'estate come l'autunno, l'inverno, se è solo dalle nostre parti oppure in generale. Quindi ci sarà con noi un grande esperto, il professor Mulder. Ci vediamo fra poco. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un altro ospite, il professor Christian Mulder, ordinario di ecologia all'Università di Catania. Professore, dobbiamo parlare di clima, di tempo, perché l'estate non finisce più. Purtroppo si porta con sé lo scirocco e poi gli incendi che hanno devastato anche negli ultimi giorni, recentissimamente, le province di Messina, le province di Palermo, quindi la zona tirrenica un po' della Sicilia, ma non soltanto. E poi ci sono improvvise bombe d'acqua temporali. Ecco, chi è contento, parla di emergenza climatica. Lei non è tanto d'accordo, è vero professore? Allora, c'è una certa emergenza climatica nella regione in cui il clima sta diventando non tanto sempre più imprevedibile, quanto il fatto che eventi estremi stanno diventando quasi la normalità. Questo è il problema. C'è praticamente un evento estremo al giorno in Italia. E questo prima non c'era? Non c'era assolutamente. Quindi, se non c'era, che cosa l'ha causato? Questi 8 miliardi di abitanti. Siamo troppi? No, non sto dicendo quello assolutamente, è soltanto che abbiamo il nostro stile di vita e dalla seconda rivoluzione industriale del 1880 e poi il consumo di combustibili fossili e l'emissione di anidride carbonica ha comportato un innalzamento della temperatura. Vorrei farla ragionare un attimino perché... Vede, ci faccia ragionare. Spesso uno vede questi accordi tipo quello di Parigi del 2015. Sì, ricordiamo, abbiamo tratto obiettivi ambiziosissimi, emissioni zero entro il 2050. Cioè, però il con la tecnologia è fattibile. È fattibile. E la politica è il problema. Quindi ecco. Sono due cose diverse. Allora, continuiamo. Però, ecco, intanto c'è questo limite di 1,5 gradi centigradi in più rispetto alla temperatura preindustriale, riferendosi a anni antecedenti al 1880. Perché 1,5? Uno sembra quasi voglia pensare è stato scelto a priori così un compromesso, quelli che volevano 1 grado, quelli che volevano 2 gradi. Quanto deve aumentare il massimo dell'aumento possibile? Anzi non deve, sarebbe meglio se non. Possibile e raggiungibile, non oltre 1,5. Però la temperatura media annua del pianeta Terra dal 1 gennaio al 31 dicembre, dal polo nord al polo sud, è 14,9 gradi centigradi. Quindi noi stiamo parlando del 10% della temperatura media annua. Mi spiego meglio, non più di 1,5 gradi vuol dire al massimo uguale a 1,49, che è il 10%. Ora noi abbiamo una temperatura corporea di 36,8, 37 magari alcuni. 36,5, quello che... Ma dovessimo avere 10% in più di temperatura media corporea, finiremmo subito in ospedale, no? Certo. Quindi è un valore che non è stato scelto così, politicamente o estratto a sorte, è ponderato, è basato. Una scelta logica, ponderata. Esatto. Che cosa determina, ripetiamolo che ci fa bene ogni tanto ripassarlo, che cosa determina l'aumento della temperatura, diciamo così, della Terra, e quindi scioglimento di ghiacciai e quindi incendi e quindi tutto quello, le bombe d'acqua e così via? Allora, premesso che le bombe d'acqua sono un fenomeno alquanto naturale e già gli antichi arabi ne parlavano nel Medioevo, c'erano già, premesso quello. Allora, togliamole via le bombe. No, il problema è, come dire,
la frequenza, l'intensità, ma magari quello che prima era un evento eccezionale adesso potrebbe diventare la normalità, perché è anche ovvio che se c'è un'estate particolarmente lunga e torrida, evapora più acqua dal mare e quell'acqua prima o poi viene giù e succede a ottobre. È così che nascono le bombe d'acqua. Quindi più calda sarà l'estate. Abbiamo visto nel 2021 con 48,8 gradi a Floridia, tuttora il record insindacabile di massima temperatura. Ma abbiamo letto che tra il 2010 e il 2019 questo è stato il decennio più caldo di sempre. Vero. E il 2022 l'estate più calda di sempre. Vero. Il problema è che ogni anno si dice l'anno più caldo di sempre. Cioè questo XXI secolo come record è quasi un disastro. Noi possiamo vedere ogni anno E quindi l'1,5 se lo scordiamo, ci arriviamo. Allora, diciamo che ci siamo già vicini. Ci siamo già vicini. Quindi bisogna muoversi con urgenza e da quel punto di vista io, ciononostante, tendo a essere ottimista perché anche il comune cittadino si rende conto che così non possiamo andare avanti. Allora, da una parte ciò comporta dei sacrifici, sia a livello politico, gestione del territorio, fare in modo che i bacini idrici siano capaci di recepire e mantenere la pioggia quando arriva e queste cose, sia dal punto di vista, diciamo, del nostro stile di vita, ad esempio più docce e meno bagni, fare meno difficili sui pannelli solari. I motori, professore, perché questo è il problema. Anche quello, diciamo, sarebbe bello se la mobilità qui fosse più efficiente, perché in un certo qual modo molti dicono sì, ma siamo costretti a andare in macchina perché ci vuole troppo tempo, ad esempio per andare da qui a Trapani uno non può perdere 8 ore. Oddio, con la corriera uno ce la fa. Quindi ci vorrebbe che cosa? Più mezzi pubblici? Magari pubblici? Più carpooling. Della serie uno si mette d'accordo come fanno in America tra colleghi. Ecco. Anche usare questa è una una macchina soluzione. con più persone, Esatto. non uno una macchina. Esatto. Come usa dove dalle poi ci nostre sono parti. i problemi col parcheggio. I problemi, però anche i trasporti pubblici dovrebbero essere più intensificati, no? Esatto. Che dice professore? Anche se comunque devo dire che non mi lamento, voglio dire, mi piace Se la usare cava mezzi bene qua, pubblici. lei? Sì. Ma che bello! Ad esempio io uso molto il taxi. Voglio dire, alla resa dei conti non è che costi tanto di più se uno vive nel centro e si muove a piedi e prende il taxi se deve andare altrove, alla fine uno dice mamma mia, 15 euro. Sì, ho capito, ma se uno mette su un foglio tutti i costi della macchina, l'assicurazione, la benzina, il parcheggio, Siamo conviene più o meno, quasi? conviene quasi. Secondo me conviene. L'elettrico, professore, ci spieghi un po'. Allora, l'elettrico ha dei vantaggi, sicuramente ha enormi vantaggi dal punto di vista delle emissioni, perché praticamente è pulito. Non emettiamo schifezze. No, il problema è che non è ancora del tutto pulito il processo di produzione di queste macchine. Perché? Perché, diciamo, uno deve vedere, diciamo, l'intero cosiddetto ciclo di vita del prodotto. Tutti i prodotti che servono per preparare quello, ad esempio una batteria, terre rare dall'Africa che comporta la deforestazione di foreste pluviali tropicali, tutte queste cose devono anche essere messe. Perché le batterie così nascono attraverso esatto. Questo. Già. Quindi c'è un po' da stare attenti anche lì, però sì. Forse è l'unica strada possibile. È una delle. Diciamo che dobbiamo giocare più strade anche. Altre? Ad esempio l'energia eolica.
cioè l'energia eolica siamo messi alquanto bene, e qui sicuramente nel versante peritirenico. Poi a pannelli solari, cioè nell'entroterra lo spazio c'è, perché tanto se uno non ci coltiva niente, tanto vale metterci pannelli solari. E poi un'agricoltura più oculata, perché è vero che allora la temperatura si è innalzata e ha dei valori quasi subtropicali. Allora uno può dire sì, posso permettermi il caffè, la papaya, l'avocado. Sì, però in Colombia e in Brasile non è solo che c'è la temperatura che adesso c'è in Sicilia, ma è anche vero che lì comunque viene giù 2-3 metri di pioggia l'anno, cosa che qui per fortuna non capita. Quindi bisogna risparmiare sull'acqua, perché poi nel momento stesso che uno si butta su questi frutti tropicali deve attingere all'acquifero, e tutte queste acque sotterranee vanno poi a discapito, diciamo, delle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania. Per concludere, professore, si fa per dire naturalmente, provvisoriamente, ce la faremo? Ce la caveremo? Riusciremo a mantenere gli obiettivi così importanti che si è data l'Europa, per esempio? Io credo sulle di sì. emissioni in particolare. Sì, io credo di sì, perché anche purtroppo la situazione che si è venuta a creare nell'est europeo da una parte e adesso nel Medio Oriente da un'altra ha fatto capire come tutti i problemi siano collegati, non è qualcosa risolvibile a compartimenti stagni, e da quel punto di vista cioè, la gente si rende conto che bisogna agire rapidamente e in un certo qual modo vedo anche i miei ragazzi all'università più motivati, più attenti, più curiosi. Spero che loro trasmettano poi la loro curiosità, il loro entusiasmo ai loro genitori. Quindi è una questione anche generazionale. Sì, bisogna sensibilizzare molto. Grazie professore Mulder, ordinario di ecologia all'Università di Catania. Facciamo una breve pausa con l'almanacco. Sì, l'almanacco. Lo consideriamo un compagno per la vita, insomma, anche perché con lui passiamo circa un terzo del nostro tempo. Ma il cuscino con il quale dormiamo andrebbe cambiato ogni 4-5 anni e ogni volta bisogna fare valutazioni differenti a seconda degli eventuali cambiamenti fisici e dei progressi tecnologici, tenendo sempre ben presente che si tratta di una decisione molto rilevante per la nostra salute. Si dice quando senti un improvviso ronzio alle orecchie? Bene, in inglese si usa l'espressione someone's ears are burning, letteralmente le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Ma voi sapete qual è l'origine di questo modo di dire? Pare che risalga all'antichità, quando si credeva che un fastidioso fischio nell'orecchio destro indicasse che qualcuno stava parlando bene di te, mentre un ronzio nell'orecchio sinistro indicava il contrario, cioè era sinonimo di male lingue. Noi diciamo mi stanno fischiando le orecchie. Scopriamo oggi Timothy Leary, il visionario psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Fu espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, che considerava una chiave per aprire le porte della mente umana. Timothy fu un uomo eccentrico, arrestato per possesso di marijuana, evase di prigioni e addirittura progettò di congelare il suo corpo dopo la morte. Le sue ceneri vennero lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare l'universo inesplorato che tanto amava. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi. No, non a caso noi facciamo continuamente domande, non facciamo che fare domande a tutti gli ospiti, quindi Confucio ci darà ragione. Allora, facciamo una domanda anche a Marco Amato. Che caffè stai bevendo oggi? Buona giornata. Un caffè buonissimo
che mi compenso un po' da un inizio settimana un po' malaticcio, perché sono vittima del cambiamento climatico, in quanto essendo rifioriti i pollini primaverili, il soggetto allergico si è manifestato in tutta la sua proporzione tragica. Questo mi dispiace molto, hai tutta la nostra solidarietà. Riusciamo comunque a prendere di mira qualcuno lo stesso anche oggi? Immancabilmente, caro Michele, assolutamente. Allora, oggi è un inizio settimana molto particolare. Le persone che ho messo sotto i riflettori delle stelle, per quanto siano per adesso abbastanza al centro delle chiacchiere di tutti, sono proprio Giorgia Meloni e il signor Gianbruno. Allora, perché ho voluto fare questo, ma non in chiave gossipara? Volevo spiegare il perché può accadere che, diciamo, in una situazione apparentemente ideale poi possa accadere un crollo. Ecco, vediamo che la signora Meloni è un Capricorno, per cui è da un po' che il logorio dei transiti vuole qualcosa di più ambizioso, che la fa incorrere in trasformazioni, ma anche in obiettivi che sono via via sempre più trasformativi. Ma il focus è sul signor Gianbruno, perché è un Toro. Allora, cosa accade al Toro? Ribadisco sempre, mi piace dare sempre un po' di didattica nella lettura del cielo, perché l'astrologia non è una scienza magica, è una scienza di logica deduttiva. Quindi se capiamo dove stanno i pianeti, riusciremo ad evincere quelle che comunemente si chiamano opzioni. Se in Toro io ho Giove, il pianeta dell'espansione, della vacanza da 1 anno e mezzo, è chiaro che le cose al Toro possono andare assolutamente bene. Se non che c'è anche la presenza di Urano, il pianeta degli imprevisti, degli uragani, dei venti più veloci del nostro sistema solare. Urano, vi ricordo che è un pianeta che rotola, non ruota, quindi la capacità acquariana di fare le cose in maniera diversa. Siamo entrati da poco, proprio oggi entriamo nel segno dello Scorpione, quindi auguri a tutti gli Scorpioni, auguri a tutti i segni d'acqua. Lo Scorpione è il segno d'opposizione al Toro, per cui ha cominciato Marte 3 settimane fa. Marte in opposizione, chiaramente il dio della guerra in opposizione dà delle problematiche. È arrivato poi Mercurio, quindi la parola, la comunicazione, l'esposizione mediatica, la diceria. E adesso da oggi anche il Sole. Tutto questo per dire che i transiti non sono una magia, ma è una logica di controbilanciamento del cielo. Quando i pianeti sono in Scorpione, chiaramente si oppongono a Toro, ad Acquario e al Leone. Quindi normalmente questi segni zodiacali possono avere delle problematiche. Allora, oggi Luna in Acquario e il Sole entra in Scorpione, quindi i segni d'acqua hanno una nuova energia, una nuova vitalità. Cancro, Scorpione e Pesci, benissimo, inizia per voi un bellissimo periodo, più chiaramente per lo Scorpione, perché Marte e Mercurio mediano su nuove azioni, su nuove possibilità che li rendono di nuovo vivi dopo aver provato tutta una serie di vicissitudini un po' irregolari. L'Acquario oggi è il detentore della Luna, quindi un po' di insicurezza, come il segno zodiacale dei Gemelli e la Bilancia, che dovranno tutti e tre riflettere sulla natura dei loro rapporti interpersonali, ma anche dell'amore nel caso dell'Acquario. Chiaramente per logica zodiacale, se il Sole è in acqua e la Luna è d'aria, i terra e i fuoco sono maggiormente in difficoltà, il che è chiaramente il Toro, quello messo dei terra, più in difficoltà perché i pianeti si oppongono a lui, mentre invece il Capricorno, appunto dicevo, migliora di molto, la Vergine ritorna a comunicare, a parlare. Il fuoco chiaramente sono quelli che subiscono di più questo cambiamento di energia acquatica zodiacale, in particolare Sagittario, che diventa molto nostalgico, Ariete, che pur non scoraggiandosi è forte della Luna, ha sempre amici su cui contare per superare le problematiche. Vi ricordo che chi ha lingua passa il mare e che alle scale, cari Ariete. E infine il Leone, mamma mia, con 4 quadrature proprio sul vostro cielo, oggi Leone sono tutti da disinnescare, quindi in bocca al lupo. Detto questo, vi auguro una stupenda settimana. Grazie, ricambiamo anche a te, Marco. Ma noi ci rivedremo naturalmente domani. Adesso, Emanuela, abbiamo qualche flash dai quotidiani? Sì, flash per quanto riguarda lo spettacolo e il cinema. Allora, intanto per la musica, ecco, se la regia riesce a farcela vedere, no?
Sì. Benissimo. Lei è Angelina Mango, la figlia di Mango e di Laura Valente, voce dei Mattia Bazar. Primo tour di questa giovanissima che è stata lanciata da Amici. Interpreto canzoni tratte dal mio diario e dice: nessuna gara con i miei genitori, sono figlia d'arte, ma a 12 anni ero già in una band. E se ho ancora un secondo ti faccio vedere anche il nuovo film di Ospetec, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Se ne parla molto, eh? Sì, è un film forte, come del resto ci ha abituati sempre Ospetec, autobiografico. L'amore gay, un incontro negli anni 70, poi 2 strade separate, storia di una sessualità libera con scene forti. Lo sai che il 23 ottobre del 1863, quando Quintino Sella ha fondato il Club Alpino Italiano, ecco, la maggiore organizzazione, in quel giorno lì ha iniziato la fondazione del Club Alpino Italiano, l'organizzazione che raggruppa professionisti appassionati di alpinismo, naturalmente. Passiamo al XX secolo, invece il 23 ottobre del 1920 nasce Gianni Rodari, lo scrittore amico dei bambini. Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l'immaginazione intere generazioni di giovanissimi. E sempre oggi, nel 1925, è nato Nanni Loi, che ha fatto con i suoi film Denuncia, Impegno sociale, Memoria storica, molto attivo anche in televisione, dove ha sperimentato per primo l'invenzione americana della candid camera. Ma il 23 ottobre, stavolta del 40, è nato anche Edson Arantes do Nascimento, eccolo qua, Pelé, uno dei più forti giocatori della storia, in grado di vincere con il Brasile la Coppa del Mondo per 3 volte. Guardatelo con questa rovesciata fantastica. Passando poi al 1958, sempre il 23 ottobre, appaiono per la prima volta su una rivista belga i Puffi. In realtà gli Gnomi Blu nascono per caso dalla penna del loro autore, dovevano essere dei personaggi di secondo piano in un'altra serie, però hanno ottenuto fin da subito un successo incredibile, tanto da appunto l'ideatore ad essere costretto a creare una serie poi tutta per loro. E arriviamo al XXI secolo, il 23 ottobre del 2001 Apple lancia l'iPod con il motto più di 1000 canzoni nella tua tasca. Steve Jobs in jeans e felpa nera presenta al mondo il nuovo riproduttore musicale digitale della Apple. Esattamente 12 anni fa, il 23 ottobre del 2011, Marco Simoncelli ha perso purtroppo la vita durante il Gran Premio di Malesia sulla pista di Sepang. Sic, come lo chiamavano tutti, o Siccio, non mi ricordo, perse il controllo della sua Honda e a terra è stato colpito dai piloti che lo seguivano, Edwards e Valentino Rossi, che non hanno avuto modo purtroppo di evitarlo, aveva soltanto 24 anni. E infine il 24 ottobre del 64 è nato Robert Trujillo, dal 2003 il bassista dei Metallica, in precedenza aveva suonato con Ozzy Osbourne e oggi ci lasciamo con Nothing Else Matters, la power ballad più famosa di sempre. A causa della sua popolarità il brano è stato oggetto di molte cover, anche di Marco Masini, che ha scritto E chi se ne frega, ma noi ascoltiamo la versione del 2021 di Miles Cyrus in collaborazione sempre con i Metallica. Nothing Else Matters, null'altro importa. A noi importa che ci siate domani, invece che oggi abbiate un magnifico inizio di settimana. A domani, buongiorno Sicilia. Buongiorno. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart.
trust in who we are. No, nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. And all the words I don't just say, yeah.